La storia dell'arte è ricca di episodi scandalosi, boccacceschi, di vicende ai limiti del romanzo d'appendice o della cronaca rosa scandalistica. Un caso particolarmente interessante, divertente anche per certi aspetti, col senno del nostro secolo, è quello di Sebastiano Ricci, della grande famiglia degli artisti Ricci bellunesi, zio di Marco e fratello di Girolamo, anch'egli pittore minore. Senz'altro di questi Sebastiano fu quello che lasciò maggior traccia e memoria di sé nella storia dell'arte. Ecco, Sebastiano, nato nel 1659 a Belluno, si era trasferito a Venezia già nel 1671 all'età di 12 anni, entrando come apprendista nella bottega di Federico Cervelli. Ebbe come maestro anche Sebastiano Mazzoni. Ben presto si trasferì a Bologna, dove un contratto del 1682 con la confraternita dei Fiorentini lo dà residente già da molto tempo nella parrocchia di San Michele del Mercato di Mezzo. Secondo la testimonianza, ed è questo che ci diverte, di Camillo Sagrestani, che scrive intorno al 1716, Sebastiano era fuggito da Venezia in circostanze romanzesche. Quando andò a lavorare a Rialto da un quadraro, conobbe e ingravidò una bellunese 17enne, Antonia Maria Venanzio, residente nella parrocchia di Sant'Angelo, e per levarsi dall'impiccio avrebbe poi niente meno che tentato di avvelenarla. Scoperto e incarcerato, uscì di prigione solo grazie a un'importante conoscenza, ma dovette fuggire a Bologna, che non rientrava nella giurisdizione veneta. Tra il 1685 e il 1688 Sebastiano viene assoldato a Parma dal duca Ranuccio Farnese su consiglio del Cignani, facendo un uso molto mondano ancora una volta del suo ricco compenso. Terminate le commissioni per il Farnese, tornò momentaneamente a Bologna, dove aveva lasciato a Baglia la figlioletta, e qui avvenne un secondo scandalo. Sempre Sagrestani narra che tra gli amici bolognesi di Sebastiano era un Giovanni Francesco Peruzzini, pittore molto valente nei paesi, della cui bella figlia Maddalena si sarebbe innamorato Sebastiano Ricci. I due fuggirono insieme a Torino, dove si facevano passare per marito e moglie. Ma lì viveva uno zio della ragazza, pittore anch'egli e in ottimi rapporti con il duca di Savoia, che lo aveva nominato cavaliere di San Maurizio. Su denuncia di questo Peruzzini, Sebastiano venne arrestato e condannato a morte. Solo l'intervento del duca di Parma gli fece commutare la pena nel bando perpetuo da Torino, tant'è vero che le molte opere che egli eseguì nella maturità per i Savoia vennero sempre spedite dall'artista, senza che potesse più rimettere piede in quella città. Diciamo che il lupo aveva perso il pelo e non il vizio, ben due episodi veramente romanzeschi. E ancora le sue vicende sentimentali non erano concluse. Nel 1691 Sebastiano è a Roma e vi lavora intensamente fino alla fine del 1693, quando si trasferisce a Milano. Nel 1696 sposa a Venezia Maddalena van der Meer, per anni amante del duca di Parma. Qui dovremmo addentrarci con maggior costrutto nelle vicende artistiche di Sebastiano Ricci, e anche di Marco Ricci, ne parleremo magari in altre circostanze, ma questa era solo una riflessione su episodi boccacceschi della sua vita, tratti in questo caso dal volume sul nipote Marco Ricci, curato da Scarpa Sonino, Berenice Editore.